Benvenuti alla nuova puntata di Soundtrack City. Oggi è nostro ospite, una persona fantastica, oltre che un grandissimo compositore. Sto parlando di Pasquale Catalano, caro Massimo. Qui vicino a me, come vedete, c'è come di consueto Massimo con annessa maglietta del suo magazine. Esatto, Io sì, ho Piero. le magliette come Batman ha tutte le tute uguali nell'armadio, io idem. Allora, oggi siamo qui per intervistare Pasquale Catalano, è personaggio, compositore con una filmografia di quelle veramente importanti. Dici un po' qualche cosa di lui. Io ammiro tanto Pasquale Catalano che tra l'altro lo conosco dalla prima ora perché io sono un fan di Paolo Sorrentino e mi innamorai della colonna sonora del primo film di Sorrentino che era L'uomo in più, di cui curò Pasquale proprio le musiche e poi Pasquale ha proseguito nel Conseguenze dell'amore che è una colonna sonora che gli ha portato tantissimo successo e ha creato tanti emuli nel corso del tempo. Però è un compositore veramente eclettico. Ha lavorato con tantissimi autori, registi importanti, da Antonio Capuano, Vilma Labate, poi ce lo racconterà lui di persona. Giuseppe Capotondi ha realizzato ben 5 film con Ferzan Ozpetek, da Mine Vaganti in poi. Però ha realizzato anche con Stefano Sollima la romanzo criminale, la serie, e poi ha lavorato con Ivan Controneo, con Pappi Corsicato, con Luca Miniero. Veramente ha un curriculum veramente notevole, fitto di lavori importanti. La versione di Barney non lo dimentichiamo. Vabbè, allora direi di andare senza indugio a conoscere appunto Pasquale Catalano. Benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, oltre a Massimo Privitera, compagno di Ventura. Chi abbiamo lì in alto? Pasquale Catalano. Ciao Pasquale. Ciao a tutti. Soprattutto Pasquale, dai, su, fresco vincitore del Nastro d'Argento Sì, 2020. Io direi che, cioè, mostralo questo sorriso, sì, dai. sì, lo posso mostrare, sono felicissimo. Io direi a Pasquale di farci vedere un oggetto che credo che sia vicino Dai, a lui. Eh Sì, 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 scusa. aspettate, facciamo rumore con questo microfono. Ma non è sì, fai importante. rumore, dai, facciamo rumore, facciamolo vedere, bello. Anche perché ti abbiamo Eccolo. portato fortuna. Grande, il Dai. nastro d'argento. È la prima volta che ne vedo uno in versione live, però anche se via online. Io inizierei dalla prima domanda. Sappiamo che, insomma, che per te ha avuto un sapore agrodolce, immagino. Ehm, Marco, penso che nessuno, ma davvero nessuno, proverà mai quello che io ho provato ieri mattina. Cioè quella notizia nel giorno nel quale tu sei pronto, Sì. felice, arriva e ti sconvolge tutto, e ti fa ripensare a tutto, e ti fa ripensare al lavoro in generale, ti fa Mm. ripensare al nostro ruolo, così. Credo che veramente, ora la butto con una battuta, è veramente come fare uscire un film comico l'11 settembre, capito? In Cioè tu sei America. là pronto, sì, a fare e ti Mm. arriva Mm. questa botta enorme. Devo dire un po' tanta di quella retorica, poi ho sentito durante tutto il giorno che questa cosa un po' Mm. devo dire mi stufa soprattutto rispetto alla persona, non Mm. al personaggio pubblico che era Ennio Morricone. Io non mi lanto nessuna conoscenza, lo conoscevo pochissimo, ci siamo visti 2 o 3 volte penso nella vita, però Mm. mi sembrava una persona che proprio quello che non cercava era tutto questo interessamento mediatico dai 5 minuti, diciamo, Mm. da social. Credo anche che fra 3 giorni verrà dimenticato Mm. e quindi Mm. diventerà un'altra di quelle cosette da mettere nella casella, capito? Però questo fa parte, diciamo, del gioco mediatico. Mm. Forse lui era un'altra cosa, qualcosa di più profondo, qualcosa di più importante, soprattutto importante per noi. Io non so te, ne parlavo prima con Massimo. Alla fine della giornata di ieri, io pure non amo la retorica,
però c'avevo addosso un senso di disagio che non riesco bene a comprendere il perché. Non mi è mai capitato con altri artisti. In fondo aveva 90 anni, ha attraversato non so quante Ma generazioni. soprattutto Marco, lui è uno che ha fatto, cioè, come dire, ci sono state 4, 5, 6 grandi svolte nella musica. Sì, Per un compositore il massimo che può succedere è cambiare l'immaginario collettivo su un tipo di visione, su qualcosa. Ed è una cosa che veramente nella storia della musica del cinema è successo 5, 6, 7 volte. E l'ultima volta forse è stata negli anni 80, da allora non c'è una vera novità. Ma a Morricone è successo più volte di fare questo. È successo nel western, dove ha introdotto Cage e la sua contemporaneità, così. Poi è successo con Indagine sul cittadino al di sopra di ogni sospetto, dove ha cambiato l'immaginario contemporaneamente del film di mafia, del film sul potere, no, del film sui criminali. No, che è la prima volta, quei 2 minuti e mezzo iniziali di una musica grottesca, così, cosa che poi sarà portata avanti e prenderà appunto un'altra forma, diciamo, minimalista, per capirci, con i misteri del giardino di Compton House, così. Però l'origine di tutto quello sta in quel film. È uno che fa questo per 2 volte nella vita, per me, al di là, diciamo, dei successi, delle cose, dei mission, di tutto quello che è venuto, della musica bellissima, colta, diciamo, delle cose belle, tipo Una pura formalità, che è una partitura meravigliosa, proprio da sentire, non delle più facili. E aver fatto questo per me, in realtà è il sogno, veramente il sogno di ogni compositore. E c'è un'altra strana cosa, il fatto che mentre da un lato si esalta ieri proprio tutto questo, dall'altro, come dire, si mortificano i compositori per cinema. Comunque sono messi in condizioni produttive ormai che sono veramente e non parlo per me o da quei pochi, diciamo, fortunati che riescono ancora a lavorare su budget, su cose, non dico a pretenderli, ma magari a rinunciare a tanto del proprio per mantenere la qualità di un prodotto alto, perché poi non è un prodotto alla fine, è quello che rimane di te, no? Ma in generale Peraltro ne poi, aveva parlato anche Morricone, no, di sì, questo. lui era stato protagonista di questo scandalo con la Rai, di quello che gli aveva Esatto. offerto. Sì, madre Ma mia. alla fine succede, cioè, immaginate se questo è successo a lui, che comunque aveva un'abitudine diversa, e oggi trovare un editore è già una specie di miracolo. Pasquale, Quindi, questa è una cosa, è un discorso molto importante, peraltro che abbiamo affrontato anche con Giuliano Taviani, con Andrea Guerra, e a cui vorremmo dedicare proprio una puntata speciale, perché non i a caso problemi. tutte persone che fanno parte dell'associazione dei compositori di musica Certo, per film, che per certo, la prima volta ha messo insieme tutti sì, sì, sì. per delle basi comuni. Beh, ovviamente non dimentico Pipio, con cui se ne è parlato anche. Insomma, Sì, morale, questo è un problema che ricade su tutto quanto il settore, su tutto quanto il sì. comparto. Non è una questione solo dei compositori, ovviamente, ma degli strumentisti. E quindi si parla di budget, si parla di copyright, di diritto d'autore. Tutte, come posso dire, tutte certezze, quelle che una volta erano certezze, che adesso stanno, ahimè, cambiando purtroppo, e bisogna invece cercare di tutelarle. Quindi di tutto questo, Pasquale, sarà invitato, come dicevo prima, come opinion leader, anche. Il lato politico, diciamo. Esatto, esatto. Ci vuole, ci Anche vuole. perché, cioè, per me, almeno questo vale per me, comporre musica per film, aver scelto questo è una scelta politica, non è una scelta, cioè è una scelta artistica, ma è una scelta politica nel senso gramsciano del termine, cioè di scegliere a chi rivolgersi e come rivolgersi. Capito? Quindi Oggi mi divertirò con Pasquale, perché oggi mi ci Sì, chiama sì. proprio. Aspetta, eri tu che mi parlavi, no di ego ipertrofico, ma di ego sì, esattamente il ipotrofico. contrario, Il mio ego ipotrofico. ipotrofico, sì. Combatto da quando ero bambino, nascondermi. Ma siccome questa puntata è dedicata a te, dovrai fare uno sforzo Uno sport, oggi. infatti. Senti, allora, prima l'hai accennato, questa è una domanda che faccio a tutti, perché perché è interessante cercare di capire da dove veniamo. Ecco, mi spieghi tu veramente da ragazzo come ti sei avvicinato alla musica e come ti sei avvicinato poi alla musica per immagini?
semplice, la musica in generale abbastanza grandicello, verso i 12 anni, 13 anni, Mm. iniziando a suonare la chitarra, a studiare la chitarra. E poi sono andato avanti e dopo un anno e mezzo ho iniziato a studiare il violino e quindi già lì si è sviluppata, diciamo, questa specie di dicotomia Jekyll Hyde, quindi di suonare da un lato il rock o il punk, che all'epoca che era una cosa molto bella, e dall'altro lato invece non dico la classica, il virtuosismo, cioè averci una preparazione di quel tipo. Tutto questo senza mai frequentare, se non da esterno, le istituzioni musicali, per cui io non sono mai stato iscritto ai conservatori. Così. La musica per immagini è venuta per un altro motivo, è venuta per un amore per il cinema che mi è venuto più o meno a quell'età, verso i 14 anni, 13-14 anni. Quando, non so se vi ricordate, diciamo, noi che siamo più o meno coetanei, d'estate si facevano al cinema e devo dire che proprio la scintilla per me è stata un cinema, il Cinema delle Palme a Napoli, dove sono andato a vedere 2001 Odissea nello spazio, poteva avere tra i 13 e i 14, in quell'estate non ho capito niente e ci sono tornato il giorno dopo. Per capire. Per capire, perché mi ha lasciato talmente a bocca aperta. E devo dire che ancora adesso io vedo dei film, alle volte mi capita di vedere dei film e restare a bocca aperta come quando avevo 14 anni e dico fino a quando succede questo, cioè sono vivo, sarò ancora vivo. Da quando poi c'è stato diciamo, l'avvento delle videocassette 86-87 più o meno, io credo di aver visto fino ai 30-35 anni 4 film al giorno di qualsiasi tipo. Questa è una formazione di quelle importanti Proprio poi alla fine. sì, ma e ancora adesso io cerco di non addormentarmi se non ho visto un film al giorno. Sono sempre stato un onnivoro proprio di cinema, l'ho sempre adorato e a un certo punto io ho iniziato a lavorare in teatro perché ebbi un'altra fulminazione con Enzo Moscato, andai a vedere un suo spettacolo e fu una cosa che mi sconvolse e pensai voglio fare teatro. Quindi musica applicata quasi sin dall'inizio. Tu non hai avuto, ad esempio, non facevi parte di gruppi punk o rock? No, sempre individualità, diciamo, sono sempre stato okay. solo, ho sempre avuto amici che suonavano, però mai niente di pubblico, mai niente di questo genere, sempre stato un po' un lupo solitario e lo sono ancora poi alla fine. In ogni caso, da quanto vedo, i compositori di musica di cinema non è che siano dei grandi viver, ecco. Sì, infatti. Sì. Tra l'altro, Pasquale voglio approfittare, lui dice, beh, è un lupo solitario, però lui riesce ad essere un grande divulgatore. Io ho assistito a una sua lezione di musica applicata, ma in realtà di cinema, perché poi partiva da molto lontano per arrivare ai giorni nostri e parlare anche di sé. Ma è bravissimo e riesce a inebriarti e a coinvolgerti, che non è di tutti i compositori. C'è una buona parte dei compositori che riescono ad esprimere a parole quello che poi realizzano attraverso le note, non è facilissimo. Posso dire dalla mia esperienza appunto di didatta e di divulgatore che questa è una caratteristica che ha chi fa un passo indietro come compositore, tanto per cominciare, ha una visione d'insieme che non è limitata ai suoi gusti musicali o cinematografici, ma a tutto. Quindi se c'hai questo tipo di impostazione di approccio ci riesci, se no parli di te, che è un'altra. Ma mi sembra che Pasquale. Infatti, parliamo di Pasquale è un po' scevro dal fatto di parlare di sé. Allora, io andrei avanti allora iniziando dalla filmografia, perché mi sembra di capire che Pronti Via Pasquale parte insomma con delle collaborazioni importanti. Vai Massimo. Parte col botto, parte con un film che io quando l'ho scoperto, devo essere sincero, sono rimasto folgorato e poi mi sono innamorato ovviamente di Paolo Sorrentino, che è L'uomo in più, che è stata la prima collaborazione di Pasquale con Sorrentino e che poi è sfociata in quel capolavoro che è Le conseguenze dell'amore. Sì, e poi ci conoscevamo da ben prima, appunto quando ti dico dell'amore per il cinema. Noi eravamo parte, ma con Ivan Cotroneo, con un bel gruppetto di persone che poi hanno fatto, hanno preso varie strade nel cinema. Eravamo tutti parte di un cineclub che c'era a Napoli e che organizzava appunto tutto questo, che un anno riuscì tipo a proiettare 400 film in 365 giorni, quindi una cosa... E quindi avete vissuto là dentro?
Sì, abbiamo avuto qualche anno, diciamo, di gestazione insieme a Enzo Moscato, che conosceva anche lui, Papi Corsicato. Avevamo lavorato sia io e Enzo per fare un arrangiamento di Angeli Negri in Libera, in un episodio di Libera, e poi con Pappi avevo collaborato alla scrittura dei Buchi Neri, quindi avevo già fatto quello. E da là poi è stato un po' naturale, diciamo, con Paolo, appunto, lavorare su questo primo cortometraggio, poi lavorare e poi è arrivato il film che io dico sempre ha fatto diventare Claudio Villa, cioè da 0 a 100, no, improvvisamente mi ha fatto conoscere con quella colonna sonora. Devo essere sincero che anche tu, non per lodarti, perché chi si loda si sbroda, però con le conseguenze dell'amore, come ha fatto, che ne so, Thomas Newman con American Beauty, tu con le conseguenze dell'amore hai cambiato un po' lo stile di come ci si approccia a un determinato genere cinematografico. Tra l'altro la tua colonna sonora è stata molto emulata, molto scopiazzata da altri successivamente, quindi Sì, non credo che credo tu nella abbia... coppia, Massimo, credo che una cosa Sì. quando... No, davvero, e questo, siccome mi è successo già in teatro, io penso che quando tu fai una cosa e questa cosa, diciamo, non dico è successo, se entra appunto nell'immaginario, diventa una cosa di tutti. E che quindi tutti abbiano il diritto di usare quello stile, di fare questa cosa, perché non è più tua. Ecco, cioè io non ho inventato niente. La consapevolezza quando ho fatto le conseguenze dell'amore erano due, diciamo. La prima è che io vengo comunque da una scuola, come dire, da un amore per il minimalismo, e quello si sente, diciamo, soprattutto all'epoca, no? Era molto presente. Quasi Quali come una autori, forma, quali autori minimalisti? guarda, se devo dirti da Terry Riley, che secondo me è il Mm, papà poi di tutti alla mm, fine, Beh, secondo me è lì che si deve andare. E poi io sono stato un grande amante di Steve Reich, cioè Steve Reich mm, proprio l'ho analizzato fino a morirne, fino ad mm. incontrarlo. E, Quando, sì, perché a Settembre Musica di un bel po' di anni fa a Torino mm, ci furono dei seminari di Steve Reich che mm, andarono in maniera poi paradossale, perché io andai, erano 3 giorni, 4 giorni, e dopo il primo giorno decisi che non lo volevo seguire più, perché, per dirla metaforicamente, il film che io avevo costruito sulla sue musiche era molto più bello di quello che mi spiegava lui. Se io sto lavorando sulle mie cose, perché il mio pensiero su quello, senza conoscere le linee teoriche, mi piace di più del suo, e allora perché devo andare come dire, a rovinarmi il mm, mio mm, pensiero? Quindi non lo feci più. Secondo me due cose, cioè io lo volevo aggiustare a modo mio, da una parte riscaldandolo, mm, quindi tradizione pucciniana, come la vogliamo chiamare, mm, comunque mettendo un lato nostro, appunto, parlavamo di Morricone, quindi mm, sulle melodie, cioè sul fatto della riconoscibilità e dell'avere un calore all'interno delle cose, per me era importante, lo volevo fare. E secondo, per mm, il suono che io volevo italiano, cioè io volevo un suono vivaldiano, soprattutto nelle parti di staccato. No, mm, è solo poi tecnicamente, ecco, se vi interessa il lato tecnico, c'è una differenza di, credo, 6 Hz o 8 Hz tra le conseguenze dell'amore, la parte, diciamo, il pezzo più lungo, quello dello sviluppo del piano sequenza, e gli staccati. Gli staccati sono fatti a 444 probabilmente, proprio sì. perché volevo che squillassero i violini e usando mm, delle tonalità dove risuonassero moltissimo le corde vuote, mm. capito? Lì dove i due violini si incrociano. Volevo quel suono, capito? Ed ero un ragazzino, quindi penso che... non tanto Ragazzino, ragazzino, no, ero grandicello eh. già, per fortuna tutto è arrivato quando ero grandicello. Senti, io però a questo punto, siccome ho la fortuna di avere davanti un compositore che mi parla di minimalismo, io ad esempio adoro Music for 18 Musician Io, quella è stata la eh, prima cosa che ho sentito. esatto, ma io essendo tu parti tu sei come strumentista, un cordista, diciamo così, Sì, io sono percussionista, quindi a me quella cosa mi certo. ha proprio aperto il cervello in due.
Però mi incuriosiva quando tu ti dici io avrei voluto scaldare il minimalismo, no? E se penso a quello che è stato poi il minimalismo, il post-minimalismo, mi parlo di Richter, parlo di Johan Johansson e via discorrendo, lo ritieni caldo? Ecco. No, credo che ci sia una differenza. Tra parentesi, credo che Richter fosse uno di quelli che frequentava questo corso, quindi Ah, beh. Può anche credo di darsi, averlo anche conosciuto perché lì. L'ho ma credo che conosciuto sia lì stato un allievo, probabilmente, me credo lo che sia stato un ricordo. Sì, sì, allievo. sì. Beh, Sì, sì, credo che sia successo lì. Trovo una grande differenza tra i due, cioè nel sì, senso no, che no, no, no. Richter comunque è molto un Piero Angela da Mm, questo punto di vista, mm, mm, mm. da una parte. Johansson lo è un po' meno, nel senso che è una persona che lavora molto più sul suono, Sì. lavora molto più sullo sviluppo sonoro, che è sempre una cosa al limite, cioè che Mm. è è un po' l'arte contemporanea astratta, no? È Quindi difficilissimo riconoscere il bluff. Cioè, uno è un po' più sperimentatore nel senso sound sì, design del termine, e l'altro invece è un esatto, po' esatto. più E lì però mainstream. ci sono delle grandi differenze anche all'interno delle loro produzioni, nel senso che poi se la musica, come dire, se vuoi costruire una drammaturgia musicale all'interno del film, devi, anche se lavori con i suoni, lavorare in maniera completamente diversa che anche appunto nel caso di questi due, in molti casi c'è del sound design. E come dire, io sono sempre un po' perplesso quando la musica scompare, quando il tutto diventa un grande arrangiamento. Ma Mm. questo vale anche per Quincy Jones, cioè vale anche nella differenza dei dischi Michael Jackson, capito? Per musica No, cosa c'era intendi? tutto, per musica intendo una cosa che è un nucleo di qualcosa non necessariamente melodico, non necessariamente, però che è un nucleo comunicativo, che non è un guscio vuoto, che non è un puro arrangiamento, no? Che non è un Mm. puro fare il bel suono. E poi la musica c'è una cosa, che è la musicalità. Come esiste la cinematograficità, secondo me la teatralità è una cosa che è bella perché non la puoi distinguere, cioè ti accorgi solo se c'è o se non c'è. Mm. Mm. Cioè, se un film è cinematografico, te ne accorgi, al di là di tutti gli elementi, di tutte le cose, di tutte le perfezioni. Io faccio sempre un esempio. Ascensore per il patibolo. Ascensore per il patibolo è un film perfetto, ma veramente perfetto, da tutti i punti di vista. Quello musicale lo sappiamo, no? L'improvvisazione sulle immagini, quello della scelta della fotografia, quello del montaggio, la recitazione, una storia pazzesca. Quel film è gelido, non è cinematografico secondo me. È un film, è come una persona bella, ricca, ma intelligente, colta, così. Cioè, se non ti spezzi una gamba non sei umano. Gli manca Mm. qualcosa che lo renda cinematografico. E questo esiste in tutto, eh. Nella musica c'è la musicalità, cioè c'è una cosa che è il fatto che non la sai spiegare ti rende comunque la vita bella, perché se tutto Mm. si affidasse alle formule. Senti, invece io ne approfitto di queste dotte disquisizioni che stiamo facendo appunto per estremizzare, e cioè nel Novecento si teorizzava parecchio, no? A partire dalla scuola viennese in avanti, voglio dire, i musicisti sono diventati teorici molto spesso. E oggi arriviamo, siamo in una fase dove, ecco, possiamo anche discutere giustamente di queste sfumature che vive l'estetica della composizione e della musica per immagini. Però qualsiasi persona, chi come noi lavora in questo settore, sa quanto contano poi delle figure che sono in grado di modificare proprio il tuo concetto o di lavoro. E si sa bene che, ad esempio, il successo del sound design arriva dalla possibilità che ha il montatore di poter usare la facilità, scusa, con cui si può usare elementi di sound design rispetto a elementi musicali, come parlavi te. Tutte queste figure che fino a 30-40 anni fa avevano un altro ruolo e un'altra importanza, ora, anche a causa ad esempio del digitale, possono aver modificato proprio il concetto di musica applicata e tutta quanta l'estetica? Sì, sì, l'estetica cambia sicuramente per questo. È uno dei fattori, Marco. Certo, Poi certo, certo. dipende anche dalla realtà, cioè
dalla situazione nella quale tu lavori, dalla consapevolezza di chi sta lavorando su queste cose. Cioè, ti faccio un esempio, io nel cinema ho lavorato, voi avete intervistato Patrizio Marone, no? Con il quale io ho lavorato tanto, e ci ho fatto anche delle cose diverse, nel senso ci ho fatto cinema e poi ci ho fatto televisione. E anche lì i ruoli cambiano e le situazioni cambiano a seconda delle situazioni produttive, per questo citavo Gramsci prima, no? La produzione incide sull'estetica in maniera fondamentale. Quello che io ho visto con il passare del tempo, e non è tanto perché sono 12 anni, 13 anni, è che anche nelle serie, per capirci, prima questa serialità era comunque gestita da un solo regista. Quando una serie è fatta da 3 registi, da 4 registi, alla fine è impossibile che non ci sia qualcuno che tiene in mano poi le redini generali. E anche se c'è un regista, diciamo che è una specie di caposquadra, no, anche degli altri, in realtà è il reparto montaggio che diventa, io dico, il watchdog della produzione, no? Quindi quelli che prendono, diciamo, un po' le decisioni e che fanno un po' lo stile. Quando i tempi sono stretti, quando le cose sono fatte in un certo modo e quando si lavora su una realtà fatta in un certo modo, è normale che un montatore dica: vabbè, io adesso ho una serie di suoni, ho una serie di stem, come si dice, no? Di piste separate di una cosa, le combino e vado avanti e tiro avanti la cosa. Quando questa cosa viene, come al solito, questo è un po' il discorso delle temporali tracks, qua poi è difficile entrare e questo proprio tecnicamente diventa un po' complicato cambiare quel rapporto di metronomi che c'è tra il metronomo visivo e il metronomo uditivo, quindi tra quello delle immagini e quello della musica. Andare al montaggio e dire: ok, con la musica arriviamo fin qui a cambiare le cose, poi dobbiamo cambiare il montaggio. Cambiare il montaggio si può, come si può cambiare la musica, come si può adattare qualsiasi cosa. E non è che lo fai perché vuoi affermare la musica rispetto al montaggio, poi alla fine lo fai solo perché vuoi un risultato migliore, non è che c'è una, come dire, misurare un rapporto di forza. Tutto questo io, Pasquale, perché è un discorso molto, molto complesso, quello dove ci stiamo inoltrando, perché come hai detto giustamente te, Ma le ci sono cose non sono mai semplici. sì, no, ma ci sono tantissime, sì, ma ci sono tantissime variabili e tantissime altre figure che entrano in scena e soprattutto su un lavoro che come un'opera collettiva qual è il cinema diventano ancora più invadenti, invasive anzi più che invadenti. Però questo mi fa capire quanto è diventata importante la figura del montatore, che ormai è un supervisore musicale. E allora andiamo lì il discorso: se è un montatore con una cultura e una sensibilità musicale è un conto, se è un montatore che questa cultura o questa sensibilità musicale non la ha, andiamo davanti a, come posso dire, a tempi grami. Questo è quello è un disastro. è quello che mi sembra di capire, e io non do la colpa ai montatori. Allora, quello che può cambiare è il tipo di approccio, però è sempre relativo a un certo tipo di prodotto. Se io do un pezzo mio al montatore e gli do gli stem, no? E lavoro con gli stem, e io lo faccio con pochissime persone, e Patrizio Marone, che è super citato oggi, è una di queste, non puoi fare più di tanto con la mia musica. Se invece tu fai una cosa così generica, è molto semplice, soprattutto se devi fare una serie di 20 cose, cioè se devi stare lì a fare le cose. Dipende dalla musica che gli dai, dipende dalla qualità del prodotto che fai. Ossia, tu stai parlando ora dei montatori, ma io ti dico di più. Questa figura che io ancora non riesco a capire dell'editor, che è la persona che all'interno della serialità deve dare una coerenza, capito? E che si traduce in delle cose che veramente bisognerebbe che noi compositori ci mettessimo insieme e scrivessimo un libro con quello che ci siamo sentiti dire. Quindi la qualità dipende anche dal tipo di lavoro che fai, dal prodotto, da quello che presenti, cioè, e non è professionalità, fa parte della nostra caducità, del pensare che un giorno uno vede le musiche con il mio nome su. Per esempio, ho fatto un lavoro straordinario, che era Sono tornato, ma col quale ho dovuto litigare con tutti, soprattutto con i critici, perché se quello non l'avesse firmato Luca Miniera avrebbe vinto tutti i premi italiani, no?
guarda, con Luca Miniero, che è un amico, quindi che Ah, io adoro peraltro, eh, e sono amici anche molti di quei critici, ahimè, che io conosco, che lo hanno massacrato quel film. quando le biografie contano più delle opere, e questo è un risultato di quella Sì, cultura che tu dicevi, no? Degli sì, anni 60, e le cose diventano complicate. Tra parentesi, noi siamo, ecco, adesso mi farò un sacco di amici, noi viviamo in un paese che ha avuto probabilmente la letteratura più mediocre d'Europa, se non del mondo, negli ultimi 2 secoli e mezzo. No? Pensate alla letteratura italiana rispetto a quella francese, russa, non dico inglese, ma anche quella americana dall'Ottocento in poi. No? bella Eppure questa puntata, all'interno Massimo, del eh? Ah. cinema Guarda, Due è secoli no, e no, contemporaneamente. mezzo. ma io tra l'altro io ho Scusate, ma un'affermazione posso da andare fare su molto più Pasquale. indietro, No. posso andare No, anche ma vai anche ai più se indietro vuole. sui Però primi. aspetta, Vi continua il dicevo, discorso questa di prima. considerazione che facevo, noi abbiamo avuto appunto probabilmente la letteratura più mediocre negli ultimi 200 anni d'Europa e contemporaneamente abbiamo avuto la musica più importante insieme ai tedeschi, no? O che comunque è stata la musica molto, ma fino a oggi, fino a Petrassi, oggi, cito anche i compositori contemporanei, i nostri contemporanei, Giorgio Battistelli secondo me è un grandissimo compositore, le 2 compositrici donne famose che abbiamo in Italia, vabbè, però quando si parla di autori di un film si citano gli sceneggiatori e non i musicisti. Ma soprattutto c'è questa strana cosa, cioè noi non abbiamo, credo che l'ultimo Oscar per la sceneggiatura che abbiamo preso noi è stato per I Compagni, film meraviglioso, con una musica meravigliosa tra parentesi, no? La marcia della cinghia. Ah, se tu Sì, dici di Oscar, sì, però per sì. quanto riguarda invece, ad esempio, Perfetti Sconosciuti, si è difeso bene da quel punto di vista, Però cioè tu premio capisci che Tribeca. noi citiamo soltanto Perfetti Sconosciuti. Cioè, Sì, quando sì, devono sì, citare sì. qualcosa, citano un film, parlano solo di quello, ma perché secondo me noi veniamo da questa cultura gentiliana del liceo classico, cioè del fatto che della letteratura, che è una rovina totale, perché è come se si fosse creato un circo, questo circo non fa bene, non fa bene a noi, diciamo, anche se noi ce ne freghiamo, perché poi la metà delle istituzioni musicali al mondo è retta da italiani che se ne vanno. Capito? È Guarda, l'altro paradosso che dico sempre, cioè noi diplomiamo persone, in qualsiasi posto del mondo vai trovi musicisti italiani che sono bravissimi, cioè io li conosco quando alle volte vengono a suonare per me così, ma sempre a piccoli gruppi, però alla fine che succede? Che tutti se ne vanno all'estero e noi siamo costretti per avere un'orchestra che suona decentemente ad andare a Praga o ad andare a Budapest, cioè proprio siamo all'assurdo, Sì, siamo sì, dei sì. lemmings, cioè ci stiamo buttando a mare da soli. questo che mi stai dicendo, Pasquale, mi porta alla constatazione che proprio attualmente, ad esempio, sono stati cambiati i criteri per la valutazione delle docenze all'interno dei licei musicali e conservatori, ovvero i titoli artistici non esistono più, cioè non hanno più nessun tipo di importanza. Questo che cosa produrrà se passasse questo approccio? Che tra 20 anni probabilmente non avremo più chi si è passato il testimone e dal punto di vista della qualità artistica di chi esce da questi licei, da questi istituti, sarà secondo me molto ma molto danneggiata. Guarda, non so che dirti perché per esempio io non riesco bene, non essendo un docente, conoscendone un po' di persone che lo fanno, io non so quanto le persone impegnate veramente in prima persona nel lavoro possano essere dei bravi insegnanti, capito? Cioè io non, per esempio non credo di esserlo, ma non è detto che delle persone che abbiano una grande esperienza siano anche dei grandi docenti. Questo fa parte però del mio essere chiamiamo autodidatta, cioè uno che se n'è partito, se n'è andato a studiare con chi voleva, ha fatto quello che voleva, non ho seguito diciamo un percorso standardizzato diciamo, di formazione musicale. Cioè sulla tecnica degli strumenti non è detto che i grandi o comunque le prime parti così siano dei bravi docenti.
cioè io non ho avuto grandi musicisti tra i miei docenti, non sono neanche diventato un virtuoso. L'altra cosa che ti posso dire è che l'unica persona che oggi credo che abbia una cattedra, una docenza di musica per, immagino, musica applicata, diciamo, e che faccia questo lavoro veramente, Stefano Mainetti a Roma. Sì. Gli altri sono teorici, cioè non l'hanno mai fatto, quindi magari sono grandi insegnanti di estetica da questo punto di vista, però non so se si siano mai entrati in una sala montaggio, in una sala mix. Poi c'è anche un'altra cosa fondamentale che è veramente la base della capacità di poter divulgare, soprattutto una materia come questa che è molto molto complicata, molto complessa, e avere anche una conoscenza, quello che Pasquale ha, quello che Stefano Menetti ha, perché non è semplicemente fare questo mestiere e comporre, metterlo sulle immagini, ma è anche avere un background, Avere Stefano, per chi studia con lui, secondo me è una benedizione veramente, cioè, non so se se ne renderanno conto nel tempo, soprattutto in quello che facciamo noi, proprio no guru, no method, no teacher, come diceva Van Morrison, cioè non bisogna avere metodo, non bisogna avere maestri, non bisogna avere insegnanti, capito? Ti devi muovere con la più assoluta libertà, anche rispetto a te stesso, non devi avere nessuna teoria, devi avere l'unica cosa, quella che vi dicevo prima, della musicalità, della cinematograficità, vedi una cosa e alla fine, dopo tutto quello che hai considerato, che hai studiato, che hai fatto, ti sei messo lì, devi dire funziona o non funziona, e quando dici non funziona la butti via, o quando qualcuno passa e ti dice non funziona, tu devi avere le orecchie per ascoltarlo, vuol dire far rientrare il tuo ego diciamo, in luoghi tranquilli, cioè non buttarlo fuori, non difendere la tua idea a tutti i costi rispetto agli altri. Ecco, forse il giorno in cui dirò sta a sentire me che ho esperienza, lascerò perdere, è il giorno della pensione. Io ho paragonato Pasquale a Goldschmidt non per una questione di stile o di frequentazione di genere nell'ambito dell'aspetto cinematografico, ma perché Goldschmidt, come Pasquale o come Stefano Menetti, l'abbiamo già citato, ha la dignità del compositore, sa quando mettersi davanti, quando tirarsi indietro e quando capire se qualcosa è aderente ed è perfetta per quell'immagine, per quel genere, per quel film o per quello che è. Perché Goldschmidt diceva, e cito anche un famoso aneddoto di Bernard Herrmann, che entrò in una sala di incisione mentre Goldschmidt stava componendo la musica per un western e disse: Jerry no, lo fermò anche la registrazione, disse: Jerry no, perché stai scrivendo un pezzo troppo bello per un film di merda, proprio detto così, palese palese. E Goldschmidt disse: no, magari io l'ho scritto appositamente perché il film è brutto, ma lo posso rendere dignitoso o soprattutto, tra virgolette, salvarlo con la mia musica, e comunque io nella mia professionalità ce la metto. Poi come va il film avrà le sue conseguenze, avrà i suoi risultati, e questo è quello che diceva poco fa Pasquale. Allora, però, io a questo punto faccio come al solito l'arbitro che riporta in un minimo di scaletta il discorso. Tu hai lavorato con Sorrentino, io ci ho fatto anche un libro sulla grande bellezza, cioè un capitolo di un libro sulla grande bellezza, dove analizzavo la grande bellezza e i punti musica, dove alla fine ti rendevi conto che i punti musica del povero Marchitelli erano 5, il resto era tutto repertorio di profilo alto, basso, che sia dal minimalismo sacro a Raffaella Carrà, insomma c'era un po' di tutto. E a mio modesto modo di vedere, funzionava pure. Un musicista, ecco, si rende conto che poi ci sono questi elementi estranei che entreranno nella colonna sonora? Ha un qualche tipo di voce in capitolo da quel punto di vista, o è solo una mera operazione discografica? Allora, andiamo con ordine. Il caso Sorrentino, diciamo. Ecco, parliamo prima cosa di quello. Paolo scrive in sceneggiatura il brano dei Lali Puna dal secondo al secondo, durante questa scena. E quindi in quel caso la colonna è veramente data da una persona che ha una esigenza musicale di quel tipo. Quello che dicevi tu,
Diciamo che questa cosa è andata avanti, tanto che tu parlavi della grande bellezza, secondo me dopo Le conseguenze dell'amore, dove la musica originale ha avuto ancora, nei primi due film, ha avuto una funzione drammaturgica, cioè ha svolto un ruolo drammaturgico all'interno del film, quindi non dico delineare personaggi, però aveva una sua funzione. Poi c'è la scena del piano sequenza delle conseguenze, credo sia il massimo che possa volere un musicista, no? Sì. Il fatto che un operatore, cioè che si giri sull'idea che una musica esiste. E poi secondo me lui ha anche smesso diciamo di cercare una musica che avesse un ruolo drammaturgico. Quindi la musica ha avuto un'altra funzione già dall'amico di famiglia, no? Per sì. cui anche avendo dei bravi musicisti così, e quindi ci sono registi e film che non chiedono, e non è necessario che un film, cioè addirittura, cioè, ci sono anche quelli di Dogma, no, che per un periodo non hanno voluto musica che non fosse diegetica. Per quello che riguarda le canzoni, per venire più così, alle volte le trovi, alle volte le metti, alle volte perché ti sembra bello metterle, alle volte ce le trovi su, alle volte arrivano al punto giusto, molto spesso sono già state scelte, diciamo, per fare la clip, e l'operazione, secondo me le operazioni con le canzoni sono finite con Gocce di memoria, quel pezzo straordinario, meraviglioso di Andrea Guerra. Secondo me il pezzo più azzeccato degli anni 90 proprio. Da lì in poi il tutto è diventato un po' molto operazione, quando i discografici di vecchia generazione, non ci dimentichiamo, credevano che con la canzone si potesse tirare, poi la canzone potesse far tirare il film, che gli desse una cosa. Questa cosa non esiste più da una vita, cioè nessuno, secondo me, da allora è assolutamente superfluo avere una canzone cantata da chiunque per attirare persone al film o per attirare verso la colonna sonora. Non cambiano un numero, non cambiano nessuno. Diciamo che molti film che ho visto, spero in pochi di quelli che ho fatto io, è un meraviglioso trucco per far passare 3 minuti. Soprattutto se è una canzone famosa del passato. Pasquale, certo, però ci devi parlare un attimo del 2010, che per te è stato un anno, da quanto vedo, importantissimo. Io mi ero tirato giù alcune nel Mine 2000. vaganti di Ozpetek, Esatto. romanzo criminale di Stefano Sollima, la versione di Barney di Richard Lewis con Dustin Hoffman e Paul Giamatti, quindi un anno mirabile. Senti, ci parli un attimo appunto di questa tua esperienza internazionale e quindi che, dal punto di vista anche produttivo, se ci sono state, quali le differenze con la nostra minestra quotidiana italiana? La differenza sostanziale, quella vera, è il fatto che quando si dice che ci sono i produttori che hanno Final Cut, in realtà non sono i produttori che hanno questo Final Cut, ma è lo screening del film. Quindi il fatto che si facciano delle proiezioni nella provincia americana, fondamentalmente, se ne facciano tantissime, pagate, e quindi con il pubblico che alla fine riempie dei questionari. E quindi mentre sei in sala missaggio, la sala missaggio è proprio organizzata fisicamente in maniera diversa, nel senso che c'è a parte dei banchi che ormai è, però vedere un banco di 190 canali comunque ti impressiona sul serio, vedere 190 canali. C'era, per dirvi, il montatore del suono che aveva una sua persona al banco e poi dietro aveva gli assistenti ed erano tutti in linea. E la stessa cosa succedeva per il montaggio dialoghi, e lì c'era una sala comunicante dove c'era il montaggio del film. E quindi poi anche io, che in quel caso avrei dovuto avere un montatore del suono che si occupava di quello, però appunto seguendo io tutto me ne occupavo io, perché a secondo dell'arrivo di questi screening dicevano c'è questa scena nella quale non si capisce qualcosa o va ridetto questo, per cui al volo si riorganizza tutto, si taglia, si rimonta il suono e si fanno tutto quello che è possibile, questo fino all'ultimo giorno di missaggio. Quindi in realtà, come dire, la dittatura è dello screening, non è del produttore. Il produttore arriva, ma arriva con un'altra cosa. Questa è la differenza più grande
che in qualsiasi momento, noi quando entriamo in sala messaggio è finito il film, è rarissimo che ci sia qualche aggiustamento di fotogrammi così. Lì invece può cambiare tutto, cioè si può tagliare una scena, metterne un'altra, fare dei tagli interni, quindi alla fine cambiare le musiche, cambiare tutto, e bisogna essere pronti a fare tutto, ecco. Beh, posso No, dire, questa- sembra molto affascinante come Sì, è un modo di altro, è lavorare. un'altra, sì, sì. Sì, È ma poi tra l'altro un altro un uso modo. comune del test screening. Tu pensa che famosissime Sì, colonne sonore sono state completamente cambiate, modificate, come dicono gli sì, americani, rejected, perché Chinatown, Polanski aveva la sua colonna sonora. sì, Hanno fatto il sì. test screening e Philip Lambro venne completamente cassato e chiamato Goldschmidt a farla in 10 giorni, quella nuova. E tante altre, anche Morricone è stato cassato Sì. nella Città dei Sogni perché il test screening ha detto che la sua musica non piaceva al pubblico e è stata passata a Michael Kamen. Ma ce Sì, ne sono poi Sapete casi. quanti compositori italiani sono stati con... eh, E poi alla fine, diciamo, vorremmo organizzare un bel concerto di musiche protestante. Infatti, Quello sarebbe infatti. molto divertente, diciamo. senti, allora, carissimo Pasquale, noi facciamo alla fine sempre un giochino che è questo. Mi dici una canzone, una movie song, quindi una canzone legata al cinema, non scritta da te, che ti è rimasta particolarmente, a cui sei particolarmente legato? Philadelphia di Neil Young, per Philadelphia. Per Philadelphia. Sì, Ok, perché uno normalmente pensa sempre sì. a quella Bruce di, Springsteen. di No, Bruce quella Di Bruce Springsteen. Springsteen. Quella di Neil Young è un capolavoro, è bellissimo. Condivido. Allora, Pasquale, noi ti ringraziamo, ma prima di salutarti, tu adesso dovresti riprendere quell'oggettino che hai lì e siccome Adesso non c'è il esistono... sole. Adesso c'è il sole, maledizione, Non perché so facciamo se la foto che non brillerà. c'è, la foto che non Ecco. c'è, che non esiste, è quella Ah, è di vero. te. Facciamo lo screenshot. Lo screenshot. Sì. Stata della Eccolo, testa, eccolo, 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 eccolo. ok. Eccolo. Va bene. Dai. Pasquale, grazie, Ciao, ragazzi, grazie. Ciao Alla ragazzi. prossima. Ciao, grazie. grazie.